des veculti un'altra storia, un po' a Spagna e un po' a memoria. E legando con la città, le arriva un po' più sei in là, dice una storia paesana che una donna popolana, un quei dì prima di festa di Natale e tutto il resto, la porta al convento di Fra un bel dulce appena sfornato. L'era proprio un panatun, tutto fassu in un fagotun. La porta, se capis, perché il Fra le benedis. Desideri mi me pare fosse il nome del portinar, che in busca il panatun disinsci col suo vuson. La sei lì che tra un quei dì vedo indre già benedì. Fatto sta che stu fratun l'era proprio un guluson. L'attacca a pissiga sta montagna de bontà in del giro di un quei minuti, ecco che la mangia tut. Quando la donna è tornata per far da la sua infornata, ecco che lì sul portone si presenta il guluson. Continua nel soffagot, ma con dentro più una got. E intanto che si scusava, il miracolo succedeva. Ecco che nel fagotun le è comparso un panatun con sorpresa generale, grosso, trivot l'originale. L'era il terzo di febbraio, l'era un dì particolare. E il miracolo sta in sci che a San Bias ganin subì. Nasce in sci la tradizione di mangiare il panatun che a Natale è impianta lì col paccià che fa a mesdì. Bello, Carletto Oblò. bello.